La Sicilia a breve prenderà le contromisure per contrastare la nuova ondata di coronavirus. Sentite le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico, il governatore Nello Musumeci entro 24 ore pubblicherà una nuova ordinanza. Ieri sino a tarda notte si è tenuta una giunta per vagliare i pareri degli esperti. Qualche ora di riflessione ed una nuova riunione con l'assessore al ramo Ruggero Razza e le scelte verranno messe nero su bianco. Sicuramente i siciliani devono aspettarsi distanziamento sociale e anti-assembramento, didattica a distanza nelle scuole superiori dal secondo al quinto anno, nei licei e nelle scuole superiori per almeno 3 settimane, con uno screening di massa e tamponi per tutti. Chiusura dei locali pubblici alle 23. Capienza dei mezzi pubblici ridotta del 50%, coinvolgimento dell'esercito nel caso in cui fosse necessaria la costruzione di ospedali da campo. Ma il governatore della Sicilia non esclude di poter chiudere, concordandolo con il governo nazionale, anche i confini della regione, mentre per quanto riguarda il coprifuoco già adottato in Lombardia, Campania e Lazio, Musumeci rassicura, spiegando che non siamo arrivati ad un grado di contagio così grave da pensare a questo tipo di contromisure, anche se i numeri del virus in Sicilia sono in rialzo, dai contagi ai ricoveri, inclusi quelli in terapia intensiva, passando per i decessi. L'età media dei contagiati in Sicilia è di 46 anni, dopo che era scesa in estate, passando da 55 anni a 25-30 anni, è salita tra settembre e ottobre. La maggior parte dei positivi è uomo, il 55%. Ed il governo centrale Roma temporeggia. Il premier Conte si aspetta che i presidenti di regione prendano le loro dovute e calibrate misure, ma se non venissero prese o i risultati non arrivassero, il prossimo DPCM sarebbe quello definito lockdown morbido, che si traduce sempre con durissime misure restrittive e amare ripercussioni sull'economia del paese. Se tra 7 giorni non si sarà invertito l'andamento della curva, scatterà il coprifuoco in tutta Italia alle 21. Al via poi con le ordinanze creative. A Palermo entra in funzione il metodo Orlando. Da oggi fino al 13 novembre, i venerdì, sabato e domenica, i pedoni devono camminare. Già, devono camminare. Se sei a piedi non ti puoi fermare. Pena una multa da 400 a 1000 euro. E poi a Raffadali. Nell'Agrigentino abbiamo il metodo Cuffaro. Il sindaco, fratello dell'ex presidente della regione, ha preso dei provvedimenti già da tempo. Io penso che errori ne sono stati fatti tanti, non dobbiamo comunque fare polemica con nessuno, ma è necessario non perdere più tempo. Io è da oltre un mese che faccio uno screening di massa, tutti coloro che vengono dal nord, tutti coloro che hanno avuto contatti secondo loro a rischio con soggetti, hanno telefonato qui al comune, abbiamo fatto subito un tampone istantaneo. In 15 minuti siamo in condizione di sapere se sono positivi o negativi. Hanno una sensibilità pari al 99%, non abbiamo il 100%, però è uno screening necessario per evitare la diffusione del virus. Non è stato fatto a tutti coloro che sono venuti nel periodo estivo a fare le ferie nella regione siciliana, forse sono l'unico sindaco a farlo e non capisco il perché. Era l'unico modo per continuare a rimanere a quota zero. E tra le abitudini e le tradizioni che il coronavirus ha cambiato c'è quella della commemorazione dei defunti. I cimiteri verranno chiusi per evitare assembramenti. Oggi ho firmato una delle prime ordinanze restrittive per quanto riguarda la chiusura del cimitero, perché così come ci è stata fatta pervenire alla nota della prefettura e poi anche un po' confrontandoci con tutti i sindaci della provincia di Agrigento, abbiamo deciso di chiudere proprio per evitare gli assembramenti il 31 ottobre, l'1 e il 2 novembre. Verrà concesso sempre ai fioristi, così come alle agenzie funebri nel caso in cui ci sono dei funerali, di potervi accedere in modo tale da poterne garantire la fruizione. Questo significa che gli ingressi saranno contingentati, così come il cimitero rimarrà chiuso tutti i giorni festivi e la domenica, questo fino al 13 novembre.